Apertura del processo a carico dell'ex Di Vincenzo Consoli, la difesa chiede il trasferimento a Trento, l'imputato rifarei tutto, sono fiducioso. L'appello dei familiari degli anziani nelle RSA dopo oltre 400 giorni di blocco delle visite a vaccinazioni completate è urgente consentire l'accesso, manifestazioni a Verona e a Padova. Decolla con il deltaplano ma precipita e muore, dramma a Borso del Grappa, la vittima è un 84enne di Montebelluna, era il secondo lancio della giornata. Tragico incidente a Porto Gruaro, 58enne esce di strada con l'auto e finisce in un fossato morendo sul colpo. A Campodarsego mamma, papà e figlio di 2 anni gravi dopo un altro schianto. Il 10 aprile 1991 la tragedia del traghetto che si incendiò dopo l'impatto con una petroliera, 140 vittime, 7 trevigiane, 30 anni ancora senza colpevoli, i familiari delle vittime, dobbiamo sapere la verità. Scattate le sanzioni a 2 attività che nei giorni scorsi hanno deciso di aprire nonostante la zona arancione, multa al ristoratore dell'Acero Rosso di Vodo di Cadore e a Iuri, il titolare della palestra di Maser. Indagato per traffico di cocaina dal Sud America, un 64enne di Montecchio Maggiore godeva anche del reddito di cittadinanza, a scoprirlo la Guardia di Finanza. Non si ferma lo spopolamento del comune di Venezia, la città lagunare è scesa sotto i 51.000 residenti. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Allora in tribunale a Treviso con l'apertura del processo a carico di Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca. Apertura del processo avvenuta questa mattina. All'uscita dall'aula Consoli ha scambiato alcune parole, poche parole con i giornalisti, dicendosi comunque fiducioso. Io voglio una giustizia giusta, basta, solo questo. Non è neanche l'una quando Vincenzo Consoli e il suo legale Ermenegildo Costabile lasciano il tribunale di Treviso dove è iniziato il processo a carico dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca. All'esterno ad attenderlo solo giornalisti e operatori. Abbiamo trovato un tribunale molto attento e che sta affrontando le prime fasi del processo. Io posso dire soltanto questo, io non sono mai stato in un tribunale, quello che mi passo di capire però ho visto lì un collegio giudicante attento e sereno e quindi sono fiducioso. L'avvocato rimane qualche passo indietro, Consoli si ferma per aspettarlo e si lascia andare a qualche altra considerazione. Il fatto di essere presente, dottor Consoli, che sensazione anche umana è stata? Sono abituato a tante cose, questa qui è una cosa pesante. L'amarezza è formidabile, l'amarezza. Tornasse indietro farebbe qualcosa di diverso, non lo so. Esattamente quello che ho fatto. Non comprerei più i 2 milioni di titoli nel 14 e nel 15, quando io non c'ero più. Se n'è pentito? Eh sì, perché li ho persi. Anche Consoli si sente dunque un danneggiato dal crack di Veneto Banca, di cui si trova ora unico imputato a rispondere. Ostacolo alla vigilanza, agiotaggio e falso in prospetto le accuse a suo carico. Udienza fissata alle 9:30 all'esterno a manifestare alcuni risparmiatori truffati. Alla stampa viene consentito di seguire i lavori in aula in videoconferenza. Si procede con la costituzione delle parti civili e le eccezioni preliminari. 30 i testimoni che il pubblico ministero Massimo De Bortoli chiede di poter sentire, 200 la difesa. Il legale di Consoli avanza la richiesta di incompetenza territoriale di Treviso perché 2 giudici del distretto d'appello di Venezia sono o erano azionisti della banca. Richiedendo ancora una volta che il Tribunale voglia con sentenza dichiarare la propria incompetenza in favore della Procura, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Io ritengo che la problematica suggerita dal collega della difesa dell'imputato sia molto suggestiva quanto infondata. Comunque lo deciderà il Tribunale. Io credo che Treviso celebrerà questo processo e lo porterà fino in fondo. Il clima tra i difensori è sereno, ovviamente determinato, perché ciascuno sostiene le proprie posizioni, come è giusto che sia. Il Presidente ha appunto detto che fisserà un'udienza la settimana. Oggi sono state appunto avanzate molte contestazioni da parte della difesa Consoli. Prossima udienza lunedì 19 aprile. Un calendario serrato per evitare che il procedimento finisca con un nulla di fatto. Credo che si giungerà ad una sentenza assolutamente prima della prescrizione dei reati.
Veniamo ora alla pagina Covid. Il presidente del Veneto Luca Zaia e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarina hanno dato mandato oggi ai direttori generali delle ULSS di avviare verifiche per arrivare a catalogare i soggetti non meglio classificati che hanno ricevuto finora in regione 40.000 somministrazioni di vaccino anti-Covid. Questo, spiega la regione, premesso che l'attribuzione di una specifica categoria di rischio è effettuata dall'operatore della seduta vaccinale e pertanto può essere soggetta a un margine di errore, soprattutto nei momenti di massimo afflusso ai centri. Il sottogruppo, pari a circa 40.000 somministrazioni, elencato nella categoria altro, costituisce il 3,5% del totale delle somministrazioni effettuate in Veneto, a oggi circa 1.150.000. Gestione Covid. Il veronese Ranieri Guerra, il numero 2 dell'OMS, è indagato dalla Procura di Bergamo per falsa testimonianza. Sono stato brutale con gli scemi del documento di Venezia, ho mandato scuse profuse al ministro e ti ho messo in copia conoscenza di alcune comunicazioni. Alla fine ho fatto ritirare il documento. Questo quanto scritto lo scorso 14 maggio da Ranieri Guerra, il numero 2 dell'OMS, ora indagato dalla Procura di Bergamo per falsa testimonianza al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro. Sto ora verificando un paio di siti laterali e social media, si legge, dove potrebbe essere ancora accessibile per chiudere tutti i canali. Spero anche di far cadere un paio di incorreggibili teste. Il testo della chat si legge nella rogatoria trasmessa circa un mese fa dai magistrati all'OMS per chiedere alcuni documenti sul piano pandemico che è stato accertato essere rimasto fermo al 2006. Rogatoria da cui emerge l'iscrizione nel registro degli indagati di Guerra, che lo scorso novembre, durante la sua deposizione, non avrebbe detto la verità in merito non solo al mancato aggiornamento del piano pandemico, ma anche alle presunte pressioni da lui esercitate nei confronti di Francesco Zambon, uno degli allora ricercatori della divisione europea dell'OMS con ufficio a Venezia, ora dimesso, per ottenere la rimozione della pagina web di alcuni passaggi dello studio che mettevano in luce l'inadeguatezza del nostro paese nel fronteggiare l'emergenza. Il documento è stato rimosso a metà maggio e questo, l'ipotesi investigativa, in seguito al presunto intervento di Guerra presso Tedros, il direttore generale dell'organismo dell'ONU. Dopo oltre 400 giorni di blocco delle visite nelle case di riposo a vaccinazioni completate, è urgente consentire finalmente l'accesso ai familiari. Lo dicono i parenti degli anziani e dei disabili residenti nelle RSA, manifestazioni un po' in tutta Italia, a Verona e a Padova, quelle in Veneto. È tempo che la Regione programmi un piano per le visite agli anziani e ai disabili che vivono nelle case di riposo. È un loro diritto, come per i loro parenti. Un gruppo di familiari degli anziani non autosufficienti e dei disabili, aderenti al Comitato Nazionale Anchise e all'Associazione Mai Soli, ha manifestato per sensibilizzare le istituzioni all'apertura alle visite, adottando un protocollo unico di Regione e Ministero della Salute. Questo può consentire, con un protocollo uniforme adottato da tutte le case di riposo RSA, RSD, di poter entrare in sicurezza dopo che loro sono stati vaccinati. Invece questo protocollo ancora non c'è. Quali le cause secondo le associazioni? Noi lo spieghiamo come una mancanza di organizzazione e programmazione non avvenuta in questo ultimo periodo. Primavera, tempo di passeggiate per gli anziani e i disabili in casa di riposo, ma chi li prenderà per mano se i loro parenti vengono ancora lasciati fuori dalla porta? Quindi noi vogliamo che un rappresentante, almeno uno dei familiari, possa stringere mani, perché stringere le mani significa dare affetto, dare comprensione, dare solidarietà, dare accoglienza. Noi dobbiamo poter toccare le mani e poi igienicizzarle. Ora veniamo alla cronaca, andiamo sul Grappa perché c'è stato un volo in deltaplano che è finito in tragedia questo pomeriggio. Col del Pupolo a Borso del Grappa, proprio nella rampa del decollo dei deltaplani, un ultimo volo che invece ha riservato la morte ad un pilota, Enzo Giordani, 84enne di Montebelluna. Atletico, era in realtà il suo secondo volo della giornata, un vero esperto che volava in quelle zone da almeno 40 anni. Da una prima ricostruzione pare che l'uomo abbia commesso un errore o sia stato colto da malore proprio durante la corsa che precede la fase di decollo, anche perché la
giornata di oggi, a dire degli esperti, è stata una giornata ottimale, senza correnti d'aria pericolose. Sul posto i sanitari del SUEM 118 di Pieve, che hanno cercato di raggiungere l'uomo, ma con grande difficoltà visti i rovi sui quali è precipitato. Necessario anche l'intervento dell'elicottero, sul posto anche i carabinieri. E un altro incidente mortale, questa volta in strada. Nel primo pomeriggio a Portogruaro a perdere la vita è stato un 58enne. Erano da poco passate le 14 quando Giuseppe Pinos, 58enne residente a Portogruaro, ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Era diretto a Villanova di Fossalta e dopo aver sbandato sulla destra è finito in un fosso rovesciandosi, proprio poco distante dall'abitazione dove viveva con la sua famiglia. Sul posto sono subito accorsi il figlio, altri parenti e conoscenti straziati dal dolore. Ancora da capire le cause che l'hanno portato alla perdita di controllo del mezzo, ma sembra che all'origine ci sia stata una brusca frenata. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco, la polizia e il 118 che hanno estratto il 58enne dall'auto per tentare di salvarlo, ma i traumi riportati erano troppo gravi. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. La polizia locale ha deviato il traffico per eseguire i rilievi dell'incidente. E un altro grave incidente si è verificato in mattinata invece a Campodarsego, lo scontro tra un furgoncino e un'autovettura con a bordo una famiglia con un bimbo di 2 anni, 4 in tutto i feriti. Uno scontro tremendo in un incrocio dove solo poco più di 10 giorni fa c'era stato un incidente dalla dinamica molto simile. Scontro sabato mattina alle 8:30 all'incrocio tra via Bollana e via San Giuliano a Campodarsego tra un furgoncino Ford Transit e un SUV su cui viaggiava una famiglia composta da mamma, papà e figlioletto di 2 anni. La donna, 29enne, residente a Campodarsego, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Mestre in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Il padre, 30enne, e il piccolo sono ricoverati all'ospedale di Padova, anche loro non in pericolo di vita. L'autista del furgoncino, un 57enne di Pianiga, nel Veneziano, è stato portato all'ospedale di Campo San Piero. Dai rilievi della polizia locale e dell'Unione del Campo Sampierese, subito intervenuta sul posto, è emerso che l'autista del furgoncino non ha rispettato lo stop, andando a centrare l'auto della famiglia di Campodarsego, che carambolando ha anche abbattuto una centralina dell'Enel, lasciando la zona per ore senza luce elettrica. L'incrocio è stato teatro più volte di incidenti, una situazione a cui l'amministrazione comunale ha cercato di porre rimedio con un progetto da 50.000 euro, rallentato però dalle lungaggini burocratiche. L'invito che fa il primo cittadino, Walter Gallo, è quello di porre sempre molta attenzione quando ci si mette alla guida. Non posso che dire sì, purtroppo tutti corrono, tutti vanno veloci, però bisogna stare molto attenti perché non si scherza e poi ci si può fare anche veramente tanto male. Quindi noi interverremo prima possibile, però dateci una mano anche voi quando siete per la strada, pensate che siete nella strada. E ora le conseguenze sulle attività economiche delle restrizioni anti-Covid. A Maser, dove la palestra di Iuri, questo è il nome del titolare, è rimasta aperta nonostante i divieti, ieri sera è arrivata la sanzione, 400 euro al titolare appunto e ai 15 clienti che si stavano allenando. Ieri sera alle 19:30 sono arrivati i controlli. Voglio precisare che comunque sono stati gentili, cioè quindi hanno fatto il loro lavoro come dovevano farlo e noi abbiamo fornito tutti i nostri dati. Se lo aspettava Iuri, titolare della palestra Dorian Gray di Maser. Le forze dell'ordine sono arrivate ieri sera dopo l'apertura al pubblico dell'attività diventata il simbolo del mondo del fitness che non ce la fa più dopo praticamente un anno di chiusura. Hanno preso tutti i dati di tutti quelli che erano qui dentro, eravamo in una quindicina di persone e il verbale ieri sera non è stato fatto. Stamattina hanno cominciato a notificare i verbali a ognuno di noi. 400 euro di multa a testa per il titolare come per la quindicina di clienti che si stavano allenando nei locali della palestra. Ed ora cosa succederà? Iuri, che ha anche partecipato martedì scorso alla manifestazione in piazza Montecitorio, poi sfociata negli scontri con le forze dell'ordine, ha le idee chiare. Intanto non li paghiamo, procederemo con la solita procedura che ci è stata comunque consigliata
consigliata, che è quella di aspettare la vera e propria sanzione che dovrebbe arrivare dai 60 ai 90 giorni. Se ci arriva quella, noi faremo il ricorso tramite i nostri avvocati. Se non ci arriva, tutto questo decade. E nonostante i controlli, Iuri ha intenzione di andare avanti e continuare ad aprire la propria attività. Non dobbiamo aver paura e apriamo, anche perché solo così riusciamo a riprenderci la nostra dignità, perché lavorare non è un reato, ma è il nostro diritto. Ed è durata un battito di ciglia davvero la riapertura del ristorante Acero Rosso di Vodo di Cadore, aprifila del movimento Mio Veneto. Dopo una prima serata assolutamente tranquilla, gestita secondo le regole anti-Covid dei tempi di quando si era in zona gialla, naturalmente, c'è stato poi l'intervento della Guardia di Finanza, l'erogazione di una sanzione di 400 euro e il provvedimento di chiusura per 5 giorni del locale stesso. Il titolare sembrerebbe intenzionato ad alzare bandiera bianca e a rinunciare a ulteriori tentativi di apertura in questo caso. Ora veniamo al sit-in dei lavoratori stagionali esclusi anche dal decreto sostegni. Oggi siamo a Vicenza, l'incontro perché il prefetto si faccia portavoce con il governo delle loro difficoltà. Noi siamo preoccupati perché i lavoratori agricoli non sono stati inseriti nel decreto ristori, non c'è stato un bonus, un ristoro per loro. Stagione devastante quella del 2020 in cui a causa dell'emergenza sanitaria sono state perse in Italia 2 milioni di giornate lavorative. Nel Vicentino coinvolti 5.000 lavoratori che hanno risentito del calo drastico sulle buste paga senza beneficiare di sostegni e senza avere la possibilità di richiedere gli ammortizzatori sociali. Tra i punti fermi rivendicano il bonus per gli stagionali e la sua compatibilità con il reddito di emergenza, l'estensione della NASPI ai dipendenti di cooperative e dei loro consorzi. Sono lavoratori che operano nel settore del florovivaismo, nelle fattorie e negli agriturismi. Abbiamo detto al prefetto che abbiamo un problema che non è conosciuto. In agricoltura c'è anche l'agriturismo, quello che tutti noi conosciamo come un luogo dove andiamo a mangiare delle buone pietanze. Bene, l'agriturismo applica il contratto agricolo. Il contratto agricolo quindi, in questo caso per i lavoratori, non ha previsto, il governo non ha previsto di dare dei ristori a questi lavoratori. Mentre per i colleghi che hanno lavorato magari in un esercizio commerciale, in un ristorante, sono stati previsti, per loro non c'è nulla. Il 30 aprile del 1991 la tragedia della Moby Prince, il traghetto che sulla rada del porto di Livorno si schiantò contro la petroliera Agip Abruzzo, provocando un incendio che uccise 140 persone. Tra queste 7 vittime trevigiane, i coniugi Ernestino e Antonietta Daltezzoni, il figlio Ivan, la nonna Maria Marconi, il cugino Pasquale Dalzotto, tutti di Biadene, e i coniugi Gino Guizzo e Giuseppina Martignago di Volpago. Si stavano recando in Sardegna per le nozze della figlia di Ernestino e Antonietta, una tragedia che dopo 30 anni non ha ancora un colpevole. Grazie all'archivio storico di Antenna 3 vedete, ecco, queste immagini di quel dramma terribile. E ora, proprio riferito a quel dramma, sulla tragedia della Moby Prince, sentiamo ai nostri microfoni la testimonianza delle figlie dei coniugi Guizzo. Sono passati 30 anni, oggi è l'anniversario, sì. Ma il dolore è vivo. È vivo sempre, no, non passerà mai, anche perché c'è tanta rabbia. Io quando mi alzo al mattino ho la foto in cucina e li saluto, che mi diano la forza di andare avanti ogni giorno. In questi 30 anni vi siete fatte tante domande. Tantissime domande, è importante la verità, perché spero di morire sapendo come sono morti. Purtroppo non ce le danno queste risposte, dovrebbe partire una nuova commissione sia parlamentare che del Senato e speriamo di venirne fuori. Voi non smetterete mai di cercare la verità? Mai, mai, finché non muoio. Finché non moriamo. E dopo ci saranno i nostri figli, perché comunque hanno lottato con noi. La famiglia, non potendosi recare a Livorno, si è riunita nella casa Volpago del Montello che Gino Guizza e Giuseppina Martignago erano riusciti a costruire dopo anni di lavoro in Svizzera. Nel giorno dell'anniversario hanno deciso di passare la giornata insieme per vedere le foto di famiglia, per parlare dei loro cari. I nipoti indossano le magliette del comitato Io sono 141 con dietro le scritte Verità e giustizia sul Moby Prince, 140 morti, nessun colpevole, mentre ascoltano dei racconti sui nonni che non
non hanno mai potuto conoscere. Guardando queste foto provo molte emozioni, ma anche molta rabbia, perché i miei nonni vorrei averceli qui al mio fianco. Probabilmente se i soccorsi fossero arrivati più tempestivamente i nostri nonni sarebbero ancora qui con noi, però noi continueremo a lottare fino alla fine. La cronaca, indagato per traffico di cocaina dal Sud America, un 64enne di Montecchio Maggiore godeva anche del reddito di cittadinanza. Trafficante di droga con reddito di cittadinanza, 410 euro per 8 mesi da giugno dell'anno scorso per oltre 3.000 euro. A godere dell'ammortizzatore sociale un 64enne calabrese ma residente a Montecchio Maggiore, indagato per un traffico di 480 kg di cocaina dal Sud America. La scoperta da un'indagine della Guardia di Finanza, dall'operazione denominata Baccalà Piccante dello scorso febbraio, che aveva portato all'arresto di 12 persone per traffico di stupefacenti, i finanzieri hanno spulciato lo status dei soggetti implicati, individuando nel 64enne come percettore del reddito di cittadinanza, ora sospeso dal 24 febbraio, al vaglio della Guardia di Finanza se l'uomo ne fosse legittimo fruitore. Aumento delle violenze di genere in famiglia e dello spaccio di droga online, crollo dei reati predatori, questi alcuni degli effetti di un anno di chiusura in casa, secondo la Questura di Padova, che segue con la massima attenzione anche la tensione sociale. Un anno particolare questo 169esimo della Fondazione della Polizia di Stato. Il questore di Padova spiega così l'andamento dei reati da aprile 2020 a marzo 2021. Siamo stati impegnati soprattutto nel settore della violenza di genere, violenza contro le donne vittime di violenza, conflitti familiari. Riguardanti i conflitti familiari sono stati più interventi su questo settore rispetto ai reati contro il patrimonio. E poi voi sapete benissimo che a Padova c'è un forte grido di allarme sempre nel campo dello spaccio. Sequestrati 33 kg di eroina, oltre 24 kg di cannabinoidi e quasi 3 di cocaina. In crescita lo spaccio online con i consumatori che si procurano la droga da casa e gli arriva col corriere. Tornando alle conseguenze del Covid sulla popolazione, il questore rileva la stanchezza generale dei padovani. A uomini e donne della Polizia di Stato ha impartito la parola d'ordine: umanità. Sì, stiamo avvertendo una forte stanchezza da parte dei cittadini, rivolta ovviamente a queste restrizioni, la limitazione delle libertà personali, libertà di poter lavorare, di poter manifestare, di essere presenti sul territorio, stanno aumentando questi disagi. Questo dunque è il bilancio realizzato per la festa oggi della Polizia di Stato. Intanto a Venezia non si ferma lo spopolamento del territorio comunale. La città lagunare è scesa sotto i 51.000 residenti, ma le cose non vanno bene neanche a Mestre. Nel 2020 l'entroterra ha perso quasi 2.000 residenti. E siamo a 50.992 abitanti, questo si intende il dato di Venezia. Poi se guardiamo tutta la laguna, quindi Murano, Burano, Lido, andiamo a 78.062 abitanti, che sono sempre pochissimi. Venezia è scesa sotto i 51.000 residenti. Nel marzo 2008, al suo esordio, il conto abitanti della farmacia di Campo San Bortolo, che Matteo Secchi ha dovuto ancora una volta aggiornare al ribasso, ne contava 10.000 in più. Ma se Venezia piange, Mestre non ride. Nel 2020 l'entroterra ha perso quasi 2.000 abitanti. Complessivamente il comune di Venezia ha perso negli ultimi 50 anni 110.000 abitanti. È stato superato da quello di Verona e inizia ad essere tallonato anche da Padova. Ultimamente il mestrino medio non vuole più stare a Mestre e va su comuni come Spinea, Mogliano, Quarto d'Altino. Quindi nemmeno il centro di Mestre si salva dall'esodo. Nel corso degli ultimi 15 anni i veneziani le hanno tentate tutte. Si sono travestiti da imbonitori di Venisland, il parco turistico in cui è stata trasformata la città, si sono mascherati da panda come specie in via di estinzione, hanno manifestato sfilando in massa con i carrelli della spesa, hanno persino provocatoriamente celebrato il funerale di Venezia con tanto di bara deposte all'ingresso del comune. Manifestazioni che, con una coerenza che in Italia ha pochi precedenti, sono state ignorate ad ogni livello e ad ogni colore politico. Anche se un sindaco volesse metterci le mani adesso avrebbe dei risultati
molto più in là e quindi al di fuori del suo mandato, quindi non penso abbia tanta voglia di prendere delle decisioni per cui non possa trarre godimento personale a breve. Nel Medioevo Venezia era un centro politico ed economico che trattava alle pari con le grandi capitali dell'epoca. Oggi ha il peso di una cittadina turistica. Altrove sarebbe stata una tragedia di proporzioni storiche. Qui invece è un passaggio che passa quasi sotto silenzio. A qualcuno interessa della scomparsa dei veneziani? Ma penso che interessi di più all'estero che qui. Penso che non interessi a quasi nessuno, anzi. Era l'ultimo servizio per questa sera, grazie per essere stati con noi. Io vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Una perturbazione investe il nostro territorio causando un forte maltempo e così nel weekend avremo caratteristiche climatiche somiglianti all'autunno. Il dettaglio di domenica 11 aprile. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, il cielo risulterà molto nuvoloso con precipitazioni diffuse un po' su tutta la regione. Attenzione perché localmente i fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità. Venti tesi dai quadranti orientali. Temperature stazionarie o al massimo in lieve calo, minime tra i 7 e i 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 9 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui condizioni di tempo perturbato, piogge ovunque, vedete, un po' per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, valori massimi invece sugli 11-13 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, rovesci dappertutto, maggiori schiarite sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime infine sui 10-12 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.